Un progetto che ha contribuito ad arricchire la storia del nostro territorio, portato a termine dal Corpo Forestale dello Stato di Asiago e dalla Comunità Montana dei 7 comuni. Lo hanno denominato molto appropriatamente Anche le pietre parlano, e infatti nei mesi di giugno, luglio e agosto è stato eseguito il censimento e la catalogazione delle iscrizioni e delle lapidi della Prima Guerra Mondiale sparse sulle nostre prealpi vicentine. Oltre a tutti i reperti relativi alla Prima Guerra Mondiale, è stato eseguito anche un lavoro analogo di censimento dei cippi storici che segnano il confine fra il Trentino Alto Adige e il Veneto, risalenti al 1752, quando nelle due aree erano presenti l'impero asburgico e la Repubblica di Venezia. La maggior parte di questi reperti è situata nella piana di Marcesina, un inventario che mancava e che contribuirà alla salvaguardia di questo patrimonio storico che rischia di finire in collezioni private o sui banchetti dei mercatini. L'altopiano di Asiago può ben essere considerato una sorta di grande museo a cielo aperto. Il problema del patrimonio che è qui conservato è che in molte zone la natura si è riappropriata di reperti e manufatti, nascondendoli con la vegetazione agli occhi dei passanti, ed è proprio questo uno dei motivi che ha spinto alla creazione dell'inventario, un lavoro al quale hanno preso parte anche numerosi volontari e appassionati.